Si chiamerà la bike land, dove land si sta proprio per il fango, e li buttiamo lì i bambini, dalla balance bike, quelle biciclette senza pedali, piuttosto anche la BMX o la pump track per le mountain bike, giusto per insegnargli ad andare in bici. Nascerà qui, su questi terreni a Fontane di Villorba, quella che potremmo chiamare la ghirada del ciclismo trevigiano. Un'idea di Fausto Pinarello che parte da una considerazione semplice ma che fa riflettere. Io non vedo tanti bambini in bicicletta, sicuramente il traffico non ce lo permette, per una mamma o per un genitore è difficile lasciare un bambino, portarlo, lasciarlo che vada a pedalare per le strade per ovvi motivi, prima di tutto la sicurezza, e perché non farlo pedalare in mezzo al fango. Un'area protetta dove sin dalla tenera età si potrà inforcare una bicicletta e imparare le regole per pedalare sulle strade, ma soprattutto divertirsi in libertà su percorsi misti, seguiti da istruttori pronti a scovare i campioni di domani. Tanti campioni di adesso arrivano dal fuoristrada, ciclocross, BMX, mountain bike. Quasi un baby velodromo collegato a quello al momento bloccato di Lovadina, ma anche ad assi ciclabili come lo Stiglia. Ecco perché quest'area a ridosso di Strada Ovest potrebbe diventare il primo nodo intermodale e multifunzione della bicicletta. Se qualcuno vuole parcheggiare lì, lasciare la macchina, potremmo dare delle bici, andare a lavorare in centro e lasciano il nostro negozio in centro, le vanno a prendere la sera e li lasciano lì, riprendono la macchina. Oppure intercettare i turisti che vogliono vedere le nostre strade, le nostre città, i nostri comuni bellissimi partiamo da Venezia, piuttosto che Conegliano, Valdobbiadene, Asolo,